Dopo l'immagine della Madonna di Motta tra le fiamme del falò, dagli ortodossi cristiani della comunità trevigiana la notizia dell'acqua miracolosa consacrata al fiume Giordano. In questo giorno succede un miracolo perché il fiume Giordano, che normalmente va a valle in questi giorni, il giorno dell'Epifania torna indietro a correre, proprio quando arriva il patriarca di Gerusalemme, Teofil, e comincia la celebrazione. In questo momento l'acqua torna indietro. Segue un corso non naturale. Segue un corso non naturale, per questo consideriamo un miracolo. Tutto questo nel giorno del battesimo di Gesù, che secondo il calendario giuliano della Chiesa orientale viene celebrato domani con la giornata dell'Epifania. Dalla parola greca agiasma vuol dire acqua santissima, benedetta, che si celebra questa celebrazione soltanto una volta all'anno, è il giorno dell'avvento, dell'Epifania, è proprio un giorno dell'Epifania del Signore, che vuol dire dal greco battesimo del Signore. L'acqua benedetta consacrata al fiume Giordano verrà dispensata al termine della funzione di domani dopo le 9 nella chiesa di Sant'Agostino a Treviso. Si consacra e diventa un'acqua speciale che la chiamiamo agiasma, dal greco santa, acqua santa. Si beve un po' d'acqua benedetta e sei al sicuro che sei benedetto anche tu.